Sì, buonasera, molto velocemente. Come giustamente sottolineava prima Marco, la questione è una questione di metodo e una questione di contenuti. E come coalizione, come lista, insomma, che qui rappresento oggi, la 2020, non siamo d'accordo né con il metodo e né con il contenuto. Con il metodo perché, come si diceva prima, non è talmente importante questo tema che sarebbe necessario, per quello che abbiamo sempre cercato di fare, un coinvolgimento il più ampio possibile del gruppo di opposizione, delle forze politiche che stanno fuori il Consiglio, dei residenti, di tutti i commercianti. In realtà questo percorso per arrivare a questa nuova proposta e a questa delibera non c'è stato, così come non c'è comunicazione né attraverso i canali web e quindi per esempio la pagina Facebook del Comune che non comunica nulla, attraverso il sito del Comune che non è mai aggiornato, quindi un cittadino che è fuori dall'istituzione fa veramente fatica a capire cosa sta succedendo e si informa attraverso chiaramente l'organo di stampa, perché non tutti sono in grado di entrare nel sito del Comune e andare a vedere le delibere o scaricarsi le informative, e quindi c'è un'informazione assolutamente insufficiente nonostante il proclama in campagna elettorale di comunicazione e partecipazione, ed è un contenuto che non condividiamo perché rimaniamo profondamente convinti che il centro storico debba essere un centro pedonale, un centro solo per le persone e non per le auto, e che questo sia una questione non di visibilità, come purtroppo è in questo momento, è diventato l'unico cavallo di battaglia di questa amministrazione, perché se andiamo a leggere i giornali in questi 3 mesi non si è parlato d'altro che di invertire il senso di marcia, quindi non è per noi una questione di visibilità ma è una questione di vivibilità. Il centro storico pedonale diventerebbe un contenitore meraviglioso che in questi anni è stato restaurato, ci sono stati notevoli interventi di arredo urbano, di riqualificazione, ma non solo delle opere architettoniche, anche di offerte che prima non c'erano. Una per tutte è il mercato agricolo di San Giovanni. Ecco, anche a San Giovanni noi siamo andati a parlare con molti operatori di San Giovanni e molti non sono d'accordo e nessuno li ha interpellati prima di decidere di tornare alle auto in quella zona. E quindi diventerebbe per noi, e è sempre stato nel nostro intento, un magnifico contenitore da riempire di cose, ma essenzialmente di eventi e di cultura, che è una delle cose su cui come passata amministrazione abbiamo investito di più, non solo per gli edifici e per le riqualificazioni, ma proprio come visione. Allora, così per lanciare un paio di provocazioni dico, la Galleria Comunale Molini è chiusa, qual è la visione, qual è il progetto che c'è? So che è uno dei temi della Commissione Cultura di domani, ecco, è una cosa che non si è mai portata in una Commissione Cultura, è l'assessore di riferimento che ha una visione, ha un progetto e lo porta avanti insieme alla squadra che decide. E gli eventi che noi avevamo proposto, ma non è che noi abbiamo fatto, cioè tutto è perfettibile, quindi magari la nuova amministrazione, chiunque sia, riuscisse ad implementare quello che noi avevamo proposto, però alla base ci deve essere una visione di città, appunto, una visione di città della cultura, stavo dicendo. E poi Paolo lo dirà meglio di me, c'è stato, come si ricordava prima, un investimento importante nell'agenda del centro storico, nella zona 20, che aveva coinvolto notevoli soggetti, che era riuscito a ottenere dei finanziamenti importanti, che come diceva Marco prima era stata proposta e condivisa con le categorie economiche che sembravano essere d'accordo. Ecco, questo è veramente lavoro, ma soprattutto finanziamenti che vengono in qualche modo buttati all'aria. E chiudo dicendo, è chiaro che la visione è completamente diversa, ma do solo un dato che sembrerebbe banale. Rispetto a prima c'è una tangenziale, giusto? Alla quale si è lavorato per molti anni e che cambia notevolmente il traffico e anche i flussi a Portogruaro. Allora, non abbiamo lavorato per 30 anni, mi pare, per avere finalmente una tangenziale che riuscisse a portare fuori dal centro storico il traffico per poi riempire il nostro centro storico di auto, insomma. Quindi è chiaro che ci vuole una visione globale, non basta dire
reinvertiamo il senso di marcia e togliamo una percentuale di parcheggio parametrica. Anche questo è interessante poi vedere come si svilupperà, e credo sia sufficiente.